La sicurezza non è solo repressione, è educazione, accompagnamento e prevenzione. Carmignano promuove attività con le scuole, cammini sicuri, progetti per i giovani, tutela degli anziani soli. Carmignano di Brenta è un paese che cresce e una comunità che si protegge. La sicurezza è fatta di scelte, di azioni e di priorità concrete e naturalmente ci aspetta il sindaco Eric Pasqualon. Buongiorno sindaco! Buongiorno e bentornata Ida. Grazie. Qui a Carmignano la sicurezza non è solo un diritto ma una vera e propria scelta. Assolutamente, una scelta consapevole di investire in sicurezza, in tecnologie che riguardano la prevenzione all'interno del nostro territorio, ma soprattutto un investimento all'interno del nostro corpo di polizia locale con il potenziamento del numero degli agenti proprio per avere presidio nel nostro territorio. Diamo qualche numero che è veramente interessante. Oltre 60 telecamere che presidiano tutto il nostro territorio, controllano i varchi di accesso e di entrata e di uscita di tutte le nostre vie principali, ma soprattutto un'attenzione particolare alla tecnologia e al loro aggiornamento con veramente immagini che sono fondamentali per le indagini sia dei nostri vigili sia dei carabinieri. A 2 passi dal comune la caserma dei carabinieri. La caserma dei carabinieri è veramente un presidio di sicurezza importantissimo perché si trova proprio al centro del nostro comune e dà veramente una garanzia di sicurezza, di presenza all'interno di tutto il nostro territorio comunale con 9 agenti di carabinieri che possono essere presenti tutti i giorni all'interno del nostro comune. Polizia locale, carabinieri, non può mancare naturalmente il pilastro della protezione civile. E che protezione civile qui a Carmignano, non solo aiuti, non solo collaborazione, ma anche progetti con i bambini e con la comunità. Ci spostiamo lì. Andiamo. Un piano di emergenza aggiornato. Una squadra di volontari pronti a intervenire. Collaborazione tra comune, polizia locale, Croce Rossa, protezione civile, vigili del fuoco. Quando ogni secondo conta, Carmignano è pronta. Quando ogni secondo conta, sindaco, Carmignano è pronta. Quando l'amministrazione chiama, la nostra protezione civile è sempre presente. I nostri volontari sono oltre 30, con un gruppo coordinato da Gianni D'Azuffo, con anche qualche giovane che sta entrando all'interno del mondo del volontariato e della protezione civile. Per noi è una grande soddisfazione perché di loro abbiamo sempre bisogno. Noi vediamo dei mezzi importanti. Avete tutti i tipi di mezzi per il soccorso, compresi quelli acquatici. Assolutamente, abbiamo anche l'ultimo mezzo arrivato grazie al contributo della Regione Veneto, un mezzo che ha un valore di 45.000 euro che abbiamo dato in dotazione alla nostra protezione civile proprio qualche mese fa. La protezione civile non è solo i mezzi che voi vedete, ma è una grande organizzazione. Qui in questa location su 2 piani, ma andiamo a vedere nello specifico questo grande e importantissimo lavoro, non solo per il Veneto, per Carmignano, ma anche per tutta Italia.
questo è un mezzo attrezzato per qualsiasi tipo di intervento. Esattamente, questo mezzo è proprio attrezzato per questo motivo. Abbiamo sia le motopompe, le motoseghe, le torri faro, indumenti che ci servono per la gestione dell'emergenza e tutto è pronto, basta salire e andarsene. Gianni, qui non si improvvisa niente, qui ci si prepara per questi interventi importantissimi. Sì, abbiamo parlato di Italia, ma non solo. Certo, queste sono le foto che documentano tutti i nostri interventi, dall'alluvione Alessandria Del 1994, Versilia 96, Umbria 97, il terremoto dell'Umbria, l'alluvione l'alluvione di Sarno nel 1998, e all'estero l'intervento nella guerra dei Balcani, in Kosovo, terremoto del del centro centro Italia, Italia, quello dell'Aquila, dove siamo stati operativi da aprile fino a dicembre. pensa quasi Ogni settimana una squadra andava e dava il turno all'altra squadra e siamo andati avanti fino a dicembre. la Bassa Padovana del 2010, alluvioni l'alluvione, tutte delle l'Emilia zone, Romagna del Emilia-Romagna. 2012, l'Aquila 2009, E insomma, tutte le ultime dell'Emilia Romagna degli ultimi 2 anni. Non solo progetti passati, ma anche investimenti futuri per la nostra comunità. Siamo pronti a presentare il nuovo piano di protezione civile, un piano della gestione delle emergenze assieme ai nostri volontari, che vedrà la concertazione con tutta la nostra cittadinanza. progetti futuri anche con le nuove generazioni e con le scuole. Assolutamente, siamo sempre in collaborazione con la nostra scuola attraverso l'impegno dei volontari della protezione civile proprio per avvicinare i giovani alla nostra protezione civile e anche spiegare loro il ruolo che ha fondamentale nella gestione dell'emergenza della nostra comunità. Perché fare cose belle nella vita si può, basta trovare il punto di partenza e perché non partire con le nuove generazioni proprio qui da Carmignano. Questi sono i risultati concreti di Carmignano e la sua protezione. Meno furti, più interventi, maggiore presidio, ma il dato più importante è la serenità di chi vive qui. Carmignano di Brenta, dove la sicurezza è un impegno, presente ogni giorno, accanto a ogni persona.